Questo programma è offerto da CRA, Consorzio Ricambi Auto. La migliore qualità, la scelta giusta, al servizio di tutti gli automobilisti. CRA, Consorzio Ricambi Auto, azienda leader nella ricambistica con le migliori marche del settore. Quando è importante la scelta, frizioni e volani Look, ammortizzatori Kayaba, frizioni Valeo ed inoltre meccanica Febi per vetture tedesche. CRA, Consorzio Ricambi Auto, Viale Vittorio Veneto 176/A, Catania. Info 095 37 36 85. Seguici anche su www.crasrl.net, su Twitter e Facebook. CRA, scelta e qualità con la migliore innovazione. Penalty Awards. Il grande galà dello sport con la presenza dei più importanti nomi dello sport, dello spettacolo e del giornalismo. Penalty Awards. Era dentro te soltanto un sogno, ma presto il sogno sarà realtà. Ora crescerà la tua passione, fra mille sfide ti guiderà, credi in te. In ogni attimo tu potrai scegliere e non dimenticare che dipende da te. Respira libero, puro nell'anima, nelle tue mani se vorrai il tuo destino avrai. Respira libero, puro nell'anima, nelle tue mani se vorrai il tuo destino avrai. Non arrenderti mai, dipenderà soltanto da te, soltanto da te. Penalty Awards 2019, sesta edizione. Presenta Ettore Tortorici. Buonasera, buonasera a tutti. Un applauso per il nostro tenore Antonio Costa. Grazie Antonio per questa bella emozione, per questa bella introduzione dei Penalty Awards. Grazie, grazie ancora. Complimenti, grazie.
Buonasera e benvenuti a questa sesta edizione dei Penalty Awards in questa bellissima cornice del Teatro Garibaldi di Enna. Siamo doppiamente contenti perché siamo riusciti quest'anno a portare il premio proprio nel cuore della nostra bella Sicilia, in modo che così possiamo agevolare un po' tutti quelli che verranno appunto lontani da Enna. Siamo doppiamente contenti perché il tutto è stato sposato in maniera straordinaria dall'amministrazione comunale di Enna. È chiaro che dietro c'è anche la straordinaria collaborazione dell'AIAC e della Federazione Italiana Gioco Calcio. Sesta edizione naturalmente del meglio del calcio dilettantistico, le nomination riguardanti il campionato di eccellenza, del campionato di promozione e anche naturalmente quello di prima categoria. Per quanto riguarda le due categorie promozione ed eccellenza, come tutti ben sanno, ci sono 6 nomination, ognuno per ruolo: miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante, miglior allenatore e anche miglior dirigente. Mentre per quanto riguarda il campionato di prima categoria, il tutto viene condensato con il miglior giocatore dei 7 gironi, così come per il miglior giocatore e anche il miglior dirigente. Ma io ho voluto onorare la promessa che avevo fatto sia a Tortorici che a Diddio. Per me è un onore venire in questa città perché tra l'altro la storia di Enna è molto importante. Dal punto di vista calcistico mi sembra che forse stiamo alzando un pochettino quella che è l'asticella e quindi mi fa piacere che sto vedendo molta gente, quindi ciò vuol dire che è stato tutto programmato per bene. A questo punto iniziamo subito con le premiazioni speciali e ho il piacere oggi di avere qui al Teatro Garibaldi di Enna un personaggio che conosco da tantissimo tempo. È un premio alla carriera, ma non è soltanto al termine della carriera, è quasi all'inizio veramente di questa sua bellissima carriera. Una carriera fatta anche di sport, fatta anche di tantissime responsabilità tecniche e organizzative. Attualmente, pensate un po', è anche il segretario nazionale della FIDAL, un personaggio veramente numero uno. Premio alla carriera 2019 ai Penalty Awards a Fabio Pagliara. Ciao Fabio. Ma dicevo scherzando che quando uno arriva a vedere la carriera è vicino a quello alla memoria, no? Quindi dobbiamo stare attenti, no? È una grande soddisfazione, poi mi leggo a un rapporto di amicizia con Ettore di tanti anni fa, quando abbiamo iniziato a fare gavetta insieme, lui giornalista, io giovane dirigente, aveva appena smesso di giocare a pallavolo e poi insomma la carriera mi ha portato a fare altro, l'atletica leggera. Una grande soddisfazione ovviamente perché è un riconoscimento, come tutti quelli sono belli, ancora di più quando questi riconoscimenti arrivano nella mia terra, quindi quando arrivano in Sicilia sono particolarmente contento di venire, di tornare giù come gesto d'amore verso la terra che amo e anche perché mi fa piacere che insomma si ricordino di me, che quindi in qualche modo si possa far bene. Convinto fra l'altro che ancora insomma in Sicilia si possa fare moltissimo per lo sport siciliano. Siamo una leva di talenti, siamo un luogo bellissimo dove poter fare sport, dove si possono trasformare le città in città dello sport, insomma potremmo essere con non troppo delle eccellenze, quindi quando vengo ho piacere da un lato di lasciare questa testimonianza, dall'altro di spronare un po' l'ambiente per cercare di andare avanti con un pochino più di forza. E adesso ho il piacere di presentare a questa platea del Teatro Garibaldi di Enna una band, ma io non la classificherei neanche band perché sono assolutamente personaggi che vivono la loro musica a 360 gradi e la costruiscono a 360 gradi. Tra l'altro sono siciliani, cantano in siciliano la musica reggae in una maniera unica e sono veramente in questo momento probabilmente gli esponenti migliori della musica reggae fatta in Italia. Ho il piacere di invitare qui sul palco gli Original Sicilian Style. Vi è piaciuta questa cosa? Vi è piaciuta? Vi è piaciuta? So che avete una consolina da sistemarvi, bene. Allora adesso fate attenzione perché questi ragazzi vi lasceranno a bocca aperta perché hanno un riff coinvolgente, originale e poi ci piace perché c'è questo connubio di voci siciliane. Lui che è un siciliano, ma adesso appena lo sentirete cantare direte sicuramente non è possibile che questo è un siciliano, e poi accompagnato da questa bellissima realtà femminile che permette di coniugare insieme un sound unico. Original Sicilian Style ai Penalty Awards.
nato qua in riva al mare, con l'Etna in quest'isola dominata da elmi, siculi e sicani, poi passando dagli storici greci e romani, ostrogoti, arabi, normanni e bizantini. In tanti hanno voluto i suoi confini, al centro del Mediterraneo, al centro della storia, e tutti hanno visto le sue ricchezze e la sua gloria, di averla, poi possederla, o come mille derubarla per rivenderla al più basso offerente. E questo a cui siamo abituati da sempre. In fondo tutto ci va bene, in fondo tutto ci conviene. Quest'isola amata, presa depredata e da molti inutilmente deprezzata. Chi sta e chi gioca sento, da già si fatti come un vento, mi sposta e dà agli amori eterna gioia. Chi sta e chi gioca sento, da già si fatti come un vento, mi sposta e dà agli amori eterna gioia. Andiamo piano piano, prima ci tranquillizziamo, analizziamo e poi capiamo. E non è vero che non vogliamo fare, ma niente, è il caldo che ci rallenta. La mentre siamo quelli che sembriamo statici, respiriamo immobili ma staccati dallo stivale, che ci sentiamo liberi, liberi di creare, mai di essere inferiori, perché chi si abbassa regala sempre solo cuori. Gente che dona fiori, mille colori, gente che dà solo buoni umori, gente che regala generosa positività, uno sfare bene tra l'omertosa sicilianità. Chi sta e chi gioca sento, da già si fatti come un vento, mi sposta e dà agli amori eterna gioia. Chi sta e chi gioca sento, da già si fatti come un vento, mi sposta e dà agli amori eterna gioia. Chi sta e chi gioca sento, da già si fatti come un vento, mi sposta e dà agli amori eterna gioia. Chi sta e chi gioca sento, da già si fatti come un vento, mi sposta e dà agli amori eterna gioia. Assessore Dante Ferrari, assessore allo sport al comune di Enna. Una manifestazione questa, il Penalty Award, che arricchisce ancora di più questa splendida città, questo splendido teatro Garibaldi che oggi ha raccolto il calcio siciliano. Siamo stati contenti di essere stati scelti alla luce anche della nostra baricentricità. Per la prima volta Enna ospita questo Penalty Award, per noi è stato motivo di grande orgoglio, di grande soddisfazione. Speriamo di essere stati all'altezza della manifestazione, ma avevamo alle spalle un ottimo organizzatore che era il dottor Tortorici, col quale abbiamo sin da subito condiviso l'idea, l'iniziativa, e una presenza così massiccia per noi che ci riempie di gioia, in quanto Enna si è posta all'attenzione del calcio dilettantistico, che è un calcio fortemente formativo, e ripeto che ne sono grato per la manifestazione che si è svolta qui ad Enna. Enna al centro della Sicilia, che potrebbe riproporre anche già il prossimo anno nuovamente i penalty. Io devo dire che questa è una delle iniziative che ultimamente vede Enna, che ne porta al centro dell'attenzione calcistica e sportiva. L'anno scorso c'è stato il premio della stampa giornalistica regionale, era stata scelta Enna, quest'anno è stata scelta Enna. Enna si pone all'attenzione proprio alla luce della sua facilità, tra l'altro oramai ha consolidato anche il ruolo di istituto accademico universitario, che la proietta a rigore di logica, una prospettiva culturale, anche sportiva, degna della massima attenzione. Abbiamo già consegnato il premio speciale dedicato alla carriera e adesso ho il piacere di presentare il premio dedicato ad un uomo che si è particolarmente distinto nel mondo dello sport. Su tutti, chiaramente, un evento che lui organizza ormai da parecchi anni, che è l'Oscar del calcio siciliano, ma con una risonanza nazionale notevole. Tra l'altro è stato anche presidente della delegazione FIGC di Ragusa. Ho il piacere di consegnare tra qualche istante a lui il premio Un uomo dello sport. Lui è Claudio Lamattina. Ciao Claudio, ben trovato. Ben trovato. Noi siamo piccolini rispetto al tuo premio, che è ormai diventato di risonanza nazionale,
e ogni anno regala emozioni e valorizza ancora di più il territorio siciliano. Beh, intanto buonasera e grazie per il premio. E ogni realtà che si organizza è importante perché mette il riflettore sul sistema, soprattutto sul calcio dilettantistico, sul calcio di periferia, che è il motore, quello che trascina in effetti l'entusiasmo, perché nei professionisti l'entusiasmo, quando poi ci si arriva, o si perde perché l'esborso di denari è tanto e poi va a finire come Vittoria, che abbiamo toccato il cielo con le mani in G1. Quell'anno noi eravamo la terza realtà siciliana del calcio Trinacria, della Trinacria, e poi i cancelli del comunale si sono chiusi definitivamente. Chiudendo il sogno anche di un'intera provincia. Ma sì, perché Vittoria insieme a Ragusa siamo stati sempre le due realtà che hanno tenuto un po' testa, poi c'è stato anche realtà come Scicli, Comiso, però adesso siamo in piena crisi e soprattutto la mia città questa crisi la sorbisce e soprattutto la accusa nel mondo dello sport. Poi se a questo ci aggiungiamo pure che le amministrazioni sono lontane, Diventa ancora più difficile. sì, diventa ancora più difficile il calcio, perché bisognerebbe rimettere in moto tutte le strutture che ahimè in molte realtà, se sono aperte, sono quasi fatiscenti, e quindi poi se non si trova il dirigente che mette mano al portafoglio pure per adeguare Ho l'impressione che quello però è un calcio che non esiste più, un presidente che tira fuori il proprio portafoglio. Ma sai, io ti posso dire, se a Lentini c'è la Lega Pro e se si gioca a Lentini è perché si è trovato Isole felici. la fortuna, sì, isole felici di trovare un tifoso che si entusiasma e porta lustro alla propria città e alla propria realtà. Bene, allora io adesso richiamo di nuovo il nostro amico assessore allo sport perché sarà lui a consegnare il premio Un uomo per lo sport a Claudio Lamattina, l'assessore Dante Ferrari, in rappresentanza del comune. Conosceva Claudio Lamattina? Assessore allo sport del comune di Enna. Lo consegniamo all'assessore e sarà lui stesso in persona a consegnarlo a Claudio Lamattina. Un premio dedicato a un uomo per lo sport, e vi assicuro che Claudio, che conosco da tanto tempo, è veramente un uomo che insomma ha vissuto e continua a vivere per lo sport a 360 gradi, non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche e soprattutto dal punto di vista organizzativo. Dobbiamo consegnare anche il dolce famoso per ricordare la realtà siciliana anche al nostro amico, anche se chiaramente sei un siciliano, insomma conosci bene i dolciumi siciliani. Consegniamo anche all'assessore la targa di partecipazione al nostro evento, lo facciamo qui subito, la nostra Federica, grazie assessore, la coinvolgerò ancora comunque, va bene? È importante che ci sia un uomo che a 360 gradi lavora unicamente per lo sport. Grazie. Grazie per l'impegno che lei profonda, per il messaggio che trasmette a tutto il mondo dello sport. Grazie. Io volevo ringraziare lei, la città di Enna, che ha avuto così l'intuizione di accettare la proposta dell'organizzazione ad ospitare questo premio, perché sono belle realtà e quindi è bello farle. Continuate ancora così. Saluto gli amici presenti, il presidente Lopresti su tutto, l'amico Franco Anastasi e tutti gli altri. Sicuramente che nel mondo del calcio ognuno di noi abbiamo dato, possiamo o continueremo a dare. Buon proseguo di serata. Grazie, grazie Claudio. Con il
al presidente della FIGC Sicilia Santino Lopresti. Presidente, un onore anche per lei essere stasera qui a questo passerella del calcio, i Penalty Award 2019 al Teatro Garibaldi di Enna. Sì, io vengo con piacere perché intanto, come hanno detto tutti, ma come ho detto anch'io e confermo, vi è una professionalità da parte di Ettore e poi vi è questo garbo, questo modo, come dire, di affrontare, di porgersi. Questo è importante perché in un mondo come questo, pieno di sospetti e talvolta anche pieno di altre cose, di veleni, bene, un modo non avvelenato, un modo così sereno fa onore a tutti. Dopodiché voglio dire che questo è un momento importante in cui tu incontri tanti attori che durante la stagione hai sentito, talvolta ecco alcuni allenatori, alcuni giocatori, alcuni presidenti li ho sentito per telefono, ma qui ho l'occasione, perché giusto non posso conoscere tutti, di conoscerli, di incontrarli, anche modo di scambiare, di capire come il calcio dilettantistico è, ma dove dovrebbe andare, capire alcune cose, perché da una battuta, anche da una parola, capisci che bisogna correggere parte del sistema, non c'è bisogno di fare le grandi discussioni o di avere grandi idee, talvolta una piccola cosa, e questo è estremamente importante perché ci aiuta a migliorare, perché oltretutto quello che mi interessa è che la domenica si giochi e che lo spettacolo rimanga tale e non rimanga invece violenza, perché io penso che finita la partita tutti dobbiamo calmare gli animi, perché dobbiamo ritornare a casa e non dobbiamo, come dire, mettere in pericolo, talvolta non dobbiamo mettere in pericolo, non dico la vita, però mettiamo in pericolo anche alcune persone si mettono in pericolo e non è giusto, perché i familiari, ecco, ci aspettano e quindi alcuni genitori poi si allontana la maggioranza dal calcio e questo non va bene, mentre noi vorremmo che la domenica, ecco, diventasse uno spettacolo e restasse e deve restare uno spettacolo. Quale emozione tanto essere oggi qui in Sicilia al Teatro Garibaldi per ricevere questa premiazione? Beh, innanzitutto un grande piacere, un grande onore per me, per tutta la nostra redazione, essere rappresentati questa sera in questo premio molto importante che insomma anche a noi a Roma ormai lo conosciamo grazie anche alla visita del dottor Ettore Tortorici, quindi sull'invito innanzitutto, ma soprattutto perché è un'esperienza nuova e chissà magari un domani tra le due emittenti ci può nascere qualcosa di importante. Questa sera grande calcio in vetrina, tutta la Sicilia praticamente racchiusa nel Teatro Garibaldi di Enna, sicuramente un evento davvero interessante, importante. Un evento straordinario perché veramente le capacità, soprattutto di Tortorici e anche il suo staff, dà modo di riunire il calcio più importante della regione, ma soprattutto anche noi siamo a disposizione per far rivedere anche queste immagini della manifestazione sulla nostra emittente, e quindi è un pubblico diverso, ma anche lì diciamo sicuramente c'è al cuore diciamo tutto quello che di bello si organizza nella stupenda Sicilia. Volevo proseguire con un altro premio speciale, un premio importante. Abbiamo il piacere di avere qui con noi, e lo invito qui sul palco a ricevere il premio Stampa 2019, Raffaele Minichino, direttore di Rete Oro di Roma. Raffaele è un po' un mio personale riferimento. Ciao Raffaele, mettiti da questa parte, prego. Allora, Raffaele, pensate un po', da oltre 35 anni racconta il calcio laziale nel territorio laziale, un po' come facciamo noi da soli 8 anni a Penalty, però lui veramente ha vissuto tante epoche, tanti giovani che sono diventati poi personaggi importanti. A proposito di premi importanti, voglio sottolineare che qui presente è l'ideatore del premio nazionale Beppe Viola, nonché del torneo di calcio giovanile Beppe Viola, che altro non è che il secondo torneo più importante dopo il Viareggio. Insomma, una presentazione così conferma la tua grande voglia di continuare a fare sport. Sicuramente, buonasera a tutti, ma soprattutto naturalmente alla città di Enna e a te. Io l'ho denominato in una mia trasmissione l'ambasciatore del calcio della Sicilia, con tutto il rispetto dei colleghi che ho visto prima, però è nata la nostra amicizia da un anno circa tramite Facebook, poi è stato invitato in una sua visita a Roma in trasmissione e sta nascendo qualcosa veramente di importante. Io confesso, sono 35 anni, effettivamente a Roma potrebbe essere tutto più facile,
Però una manifestazione così bella, così ben organizzata, ma soprattutto dà lustro al calcio dei dilettanti, che sta nel mio cuore, non esiste. Quindi io penso che con Ettore Tortorici faremo qualcosa in più, ma soprattutto un passaggio, in questo caso, di idea proprio di questa manifestazione dei dilettanti, perché premiare come fai te e come tutta naturalmente anche in questo caso l'assessore allo sport della città di Enna, è importante dare un riconoscimento a tanti ragazzi, dirigenti, allenatori che naturalmente si sacrificano, e veramente non solo dal punto di vista economico, ma anche le ore della loro vita, che sottraggono soprattutto il tempo alle loro famiglie per la crescita del mondo dei dilettanti. Quindi è qualcosa, lui ha insistito a portarmi qui, tra l'altro bellissima la città di Enna, ma soprattutto la Sicilia, e quindi per me è un onore di essere presente. Tra l'altro Lopresti, che spesso ci incontriamo a Roma, bisogna dire che oggi è stata una lezione, per quanto mi riguarda, per dare una nuova linfa e un nuovo mezzo per creare qualcosa di nuovo, quindi da apprendere veramente tutto quello che avete fatto in questa manifestazione. Guarda, hai parlato di Santino Lopresti ed invito il presidente della FIGC proprio qui sul palco, perché sarà lui a consegnare il premio stampa 2019 a Raffaele Minichino. Buonasera Presidente. Consegniamo e così poi parleremo con il Presidente. Premio stampa 2019 a Raffaele Minichino, direttore di Rete in Oro. Abbiamo anche un ricordo della nostra bella Sicilia, Renato Marletta. Ciao Renato. Allora, Renato Marletta, per 25 anni presidente dell'AIAC di Catania, adesso toccherà a te, insomma, conoscere insieme a noi e svelare il nome di colui che vince la categoria miglior allenatore, che è sempre una figura importantissima e tu lo sai meglio di tutti. Certamente sì, anche perché dico, sono tre baldi giovani, tra cui un mio ex calciatore, tra virgolette. È pieno di ex giocatori quando va a fare questi eventi. Con 50 anni di calcio qualcosa ancora si ricorda di me. Siamo in compagnia di mister Renato Marletta, ma io lo chiamo presidente perché per 25 anni è stato il presidente dell'AIAC di Catania. Allora presidente, quale emozione essere stasera qui alla Garibaldi di Enna per ricevere questa premiazione da parte di Ettore Tortorici? Allora diciamo che da sempre questa manifestazione mi accompagna e l'accompagno grazie alla collaborazione con Ettore Tortorici avuta negli anni come AIAC, che abbiamo segnalato parecchi allenatori e anche addetti ai lavori. La location già fa emozionare perché diciamo è un centro importante, l'augurio che tutti siamo presenti, anche perché la giornata oggi si presenta discretamente bene, e che possiamo comunque andare sempre avanti. Cosa possiamo dire dell'AIAC di Catania? Ma io ho lasciato l'eredità a José Bello, sinceramente rimango sempre un associato nonostante tutto, anche se purtroppo da qualche tempo ho qualche acciacco fisico, ma ciò non mi permette sempre di seguire il calcio a tutti i livelli. Mi dispiace per il Catania, purtroppo da catanese, però è giusto che noi andiamo avanti e oggi la manifestazione si presenta ad hoc. Senti, stagione intensissima, hai seguito penalty, sappiamo benissimo che sei un amico di penalty, questo calcio dilettantistico più visibilità ha e più ci si diverte, tutti insieme. Sì, anche perché da qualche minuto è arrivato il presidente Lopresti, per cui lui è lo specchio di quello che è il nostro calcio dilettantistico, che speriamo migliori di giorno in giorno. Giusto, e noi ce l'auguriamo. Grazie a Renato Marletta, grazie ancora, amico di penalty e dei Penalty Awards.
In compagnia di Roberto Bellomo, consigliere nazionale dell'AIAC, a quale chiedo subito, consigliere, qual è l'emozione di essere stasera qui a ricevere questa premiazione speciale? L'emozione, già sono più volte che comunque con Ettore siamo in buonissimi rapporti, abbiamo fatto tantissime manifestazioni ed è giusto dare un merito soprattutto ai ragazzi del nostro mondo dilettanti che vogliamo bene. Noi viviamo il calcio che conta di riflesso, però i nostri dilettanti faticano e sudano sui nostri campi polverosi che fortunatamente stiamo trasformando in erba sintetica, ed è sempre un piacere ritrovare ragazzi che tu hai visto, che crescono, che fanno bene, e le novità dei giovani che si presentano a questa vetrina dilettanti in attesa di qualche chiamata. E allora, prima categoria, miglior dirigente 2018-2019, Gaspare Bonsignore. Oh, dell'Unitas Sciacca, complimenti. Complimenti Presidente. La consegniamo subito questa targa al Presidente dell'Unitas Sciacca. Cosa possiamo dire infatti dei giovani, di questi impianti che un po' faticano ad essere sistemati nel migliore dei modi? Ma questa noi abbiamo fatto una guerra con varie amministrazioni, perché le amministrazioni non solo, ma molte amministrazioni lasciano gli impianti quasi in disuso e pretendono anche un pagamento, e questo affossa le società. Noi siamo per cercare di dare che è un servizio sociale, fare calcio dilettantismo, i sindaci devono capire che è un servizio sociale e speriamo che così continui a migliorare, anche se già siamo a un buon numero di campi, diciamo, in sintetico, che comunque sono calpestabili tutto il giorno, e questa è una cosa buona. C'è una classe di allenatori che sta crescendo, cresce, comunque segue, ci sono degli aggiornamenti, c'è molta partecipazione. Ci sono allenatori anche che nei dilettanti oramai sono organizzatissimi, perché c'è uno staff dietro di loro, c'è un preparatore portiere, c'è un preparatore atletico, e quindi al di là della categoria però le cose si fanno per migliorarsi sempre. Quindi questa cosa porta a degli sviluppi, a degli allenatori, potrei dire vincenti, o in ogni caso chi si organizza riesce sempre a far bene. E sicuramente arriveranno anche altre soddisfazioni. Colgo subito l'occasione per consegnarti anche a te il premio della tua partecipazione all'ennesima edizione dei Penalty Awards. Grazie tante, grazie a Roberto Bellomo, delegato nazionale AIAC. In compagnia di Augusto Onorati, presidente dell'AIAC Trapani. Presidente, quale emozione anche lei stasera essere qui nel calcio che conta per ricevere una premiazione importante come questa di Penalty? Intanto ringrazio Ettore che ogni anno fa il Penalty Awards, che è diventato una manifestazione di grande successo, un bene per il calcio soprattutto, per la nostra associazione perché ci dà anche più immagine, ma anche per premiare quegli allenatori, quei giocatori, dirigenti che meritano veramente una notazione in più rispetto agli altri per quello che hanno fatto, per quello che hanno ottenuto a livello calcistico e per tutto l'ambiente sportivo. Augusto Onorati. Non dico dalla lontana Trapani, ma quasi. Ciao Augusto, prego accomodati. Consegniamo la busta perché sarà Augusto ad aprirla, è una busta pesante, sai perché? Perché è la busta fatta di gol, no? Perché loro ne hanno fatti anche parecchi quest'anno, pertanto insomma chi vince si porta a casa un premio anche di enorme qualità e quantità. Va bene, allora per l'eccellenza, miglior attaccante 2018-19, Antonio Cannavò. Licata Calcio. Qual è la situazione per quanto riguarda proprio gli allenatori su Trapani? Lei ha un ruolo abbastanza importante. Sì, ultimamente abbiamo un po' qualche problema con qualche allenatore, perché problema relativo. Abbiamo fatto delle segnalazioni, queste segnalazioni chiaramente sono già uscite le sentenze, sono stati squalificati e si sentono un po' maltrattati dai nostri regolamenti, quelli della FIGC, che noi cerchiamo di attuare. Vorremmo dare una spinta in più a tutta la categoria, di essere più onesti e coraggiosi nell'accettare le pseudo panchine, perché di questo si tratta. Ci sono anche colleghi che si pentono facilmente ad un contesto pur di una panchina, anche portando sponsor, e questo lo ritengo abbastanza vergognoso. L'AIAC di Trapani fa una delle piccole parti, delle 9 parti dell'AIAC Sicilia. Cerchiamo di dare conforto e aiuto agli allenatori, quelli possibilmente associati.
anche se nelle nostre prospettive c'è sempre il fatto di organizzare degli eventi. Io in settimana avrei dovuto avere Montella a San Vito, purtroppo lui non è potuto venire. Abbiamo contattato l'ex allenatore del Milan Gattuso e siamo in attesa di una sua risposta, proprio perché vogliamo portare degli uomini forti, degli allenatori importanti, per dare ancora di più un segnale forte ai nostri associati. Mi auguro di poterlo fare, altrimenti se non lo facciamo ora lo faremo a settembre. Siamo in compagnia di Santino Bellinvia, tecnico della rappresentativa juniores della Sicilia, ma anche osservatore per quanto riguarda i settori giovanili della nostra regione. Santino, ti chiedo intanto qual è la tua emozione essere qui stasera a Enna, al Teatro Garibaldi, per ricevere questa premiazione. Intanto è una chiamata inaspettata, voglio ringraziare l'organizzazione, l'organizzatore Ettore Tortorici, perché stare qua come negli anni passati è un qualcosa di importante, ma non solo per me, ma anche per tutti gli ospiti, perché ho visto la scaletta e ci sono ospiti importanti, quindi ringrazio l'organizzazione, ringrazio veramente tutti ed è un grande piacere ed un onore essere qua insieme a tutti. Ed invito qui sul palco un amico dei Penalty Awards, Santino Bellinvia. Ciao Santino. Qui. È un allenatore doc, lo conosciamo tutti, no? Consegniamo la busta a Santino, sarà lui ad aprirla e comunicarci il nome del vincitore. Tra l'altro teniamo presente appunto che quest'anno per la prima volta sono stati in nomination 4 allenatori, il quarto è Giancarlo Ferrara della Cefaledium, che appunto non è presente. Miglior allenatore? Buonasera, mi dai un compito arduo. Miglior allenatore 2018-19 per la promozione Vittorio Iemma. Vittorio Iemma della Cicatena Calcio 1973. Hai avuto bel parecchio lavoro da fare quest'anno, oltre 250 ragazzi visionati, qualcuno è arrivato anche in nazionale, sicuramente un vanto per il tuo lavoro certosino che hai espresso in questa stagione. Sì, sicuramente. Intanto è giusto ringraziare il Comitato Regionale Sicilia a nome del Presidente Santino Lopresti, Sandro Morgana e del Dottor Mario Tamà per l'opportunità che mi hanno concesso di poter svolgere questo ruolo, sia quello di allenatore della rappresentativa Sicilia, sia essere l'osservatore, quindi referente per la Sicilia di tutte le nazionali della Lega Nazionale Dilettanti. Quindi grazie a loro è stato fatto un lavoro importante, tanti ragazzi si sono affacciati per la prima volta alle nazionali, e di cui 4, 5, 6 fanno parte ormai integrante, e sicuramente ne sentiremo parlare perché dopo il 30 giugno 3-4 ragazzi andranno sicuramente in società importanti, in società professionistiche di grosso spessore e di prima fascia. Consegniamo la targa ricordo per l'eccellenza sportiva di Santino Bellinvia. Grazie. Grazie Santino, in bocca al lupo per tutta la tua bella vita, carriera sportiva. Come bella la luna stasera, sembra quasi che voglia cadere giù. E tu che non hai voglia di uscire e di parlare più, sei giù. Guardi fuori, accendi sigarette e ti sembra un film, uno di quei film di mezzanotte. Scrivi sopra i jeans quelle frasi tipo peace and love, peace and love. Che sei bella stasera, perché non mi rispondi? Rispondi più. E tu parli con la tua amica, quella un po' scema, dicevi tu a me
aspetto e piove forte. E ti sembra un film, uno di quei film di mezzanotte. Scrivi sopra i jeans quelle frasi tipo peace and love, peace and love, peace and love. E ti sembra un film, uno di quei film di mezzanotte. Quelle frasi tipo peace and love. E ti sembra un film, uno di quei film di mezzanotte. Scrivi sopra i jeans quelle frasi tipo peace and love, peace and love, peace and love. Peace and love, peace and love, peace and love. Peace and love, pace e amore, Seba, che ritrovo dopo 25-30 anni. Ah, vuoi fare un selfie anche tu? Vuoi essere tecnologico? Lo tieni tu? Sì, lo tengo io, aspetta un attimo. A te, questo lo possiamo tenere qui. Devi spiegare cosa? Spiegami, perché è carina questa cosa. Allora, la mia carriera inizia in questo teatro, circa 20 anni fa. Addirittura. E quindi quando tu mi hai detto vieni al teatro Garibaldi di Enna, io ho detto guarda, nonostante sono in studio, tu lo sai, stiamo finendo il disco, dovevo in qualche modo ricongiungermi con un posto che mi ha portato fortuna. Quindi grazie al teatro di Enna, a Enna e a questo teatro, se alzate le mani vi faccio un bel selfie. Ah, che bella questa cosa. Bene. Ok, e questo va subito sulla mia pagina. Bene. Grazie ancora, un bacio a tutti. Grazie Seba, buona estate, buon successo, grazie. In compagnia di Lillo Capraro, presidente AIAC provinciale di Agrigento. Presidente, allora, quale emozione essere qui stasera per questo premio speciale al Penalty Awards? Ma secondo me ogni premiazione è sempre emozionante perché sono cose diverse e di anno in anno cambiano. Io devo ringraziare Ettore per l'invito e poi mi hanno detto, ancora non l'ho visto, una location così, qualche cosa di diverso. Si è fatta sempre nella zona di Catania, una volta sono stato là, quest'anno a Enna. Dico che ben vengono queste manifestazioni, è un punto dove ci si incontra, ci si vede, al di là dei premi o non un premio, però già il fatto di essere invitato secondo me è una grande soddisfazione. La situazione degli allenatori nella provincia di Agrigento com'è al momento? Ma la situazione della provincia di Agrigento è come tutte le altre province, è inutile nasconderci, le difficoltà ci sono, ci saranno, quindi noi come AIAC dobbiamo cercare di far credere ai nostri allenatori che già qualcosa si sta facendo, il fatto che già si va a controllare con accordo con la Lega Dilettanti e si va a controllare gli allenatori, chi è tesserato e chi non è tesserato, già questo è un passo avanti. Poi ci sono tanti servizi che offre l'AIAC, è inutile che stiamo qua, però dico qualcosa di positivo rispetto agli anni passati già c'è. E adesso io non l'ho lasciato volutamente per ultimo, perché poi dopo devo raccontarvi una piccola storia che è meravigliosa. Musa, Olimpica Akragas, Agrigento, che forse poteva tentare qualche cosa, non ci è riuscito, però rimane una stagione bellissima. Sì, è veramente peccato, ma il nostro sogno è per vincere questo playoff, per salire, ma era impossibile così. Però rimane comunque una bellissima stagione. Veramente sì. Complimenti a Musa. Ragazzi, grazie, buon proseguo. Rimani qui Lillo perché intanto ti consegniamo una targa ricordo e la storia in che cosa consiste? Che il qui presente Lillo, oltre a essere un grande uomo in campo, è un grande uomo fuori, perché mi ha raccontato, io non sapevo nulla, che lui ha adottato Musa perché fa parte di un progetto anche tuo personale di vita, credo, no? Ma guarda, la storia di Musa è semplice, è proprio in poche parole, bisognerebbe
esserci diciamo un bel po' di trasmissione per raccontare la storia di Musa, però cerco di essere più veloce possibile. Musa è semplice, io praticamente, essendo che ho una scuola calcio, un giorno mi vedo arrivare nella mia scuola calcio 2 ragazzi che non era Musa, era un ragazzo che ora gioca in Serie A in Francia e uno nelle giovanili del Bordeaux in Francia. Appena sono andate le persone, sono scesi e volevano giocare. Da là è iniziata l'avventura dei ragazzi di colori, aumentavano 2, 4 fino ad arrivare a 45. Un giorno li portavo a giocare facendo le amichevoli con le squadre di promozione e di eccellenza della provincia di Agrigento. Poi un giorno praticamente, essendo che le comunità sappiamo le problematiche, quando fanno 18 anni li buttano fuori, là c'è stato un problema, praticamente volevano Musa dichiararlo più grande dell'età sua. Allora là, devo essere sincero, essendo che io tra lavoro, tra scuola calcio e tutto, si è dedicata a mia moglie, ho detto dobbiamo aiutare sto ragazzo. E ci siete riusciti, ci siamo riusciti con molte difficoltà, però dico, fino ad arrivare di chiamare diciamo l'ambasciata, tutte cose, siamo fatti arrivare i documenti di Musa. Poi un giorno arriva Musa e dice mi hanno buttato fuori dalla comunità. Mi guardo con mia moglie e dico guarda, non possiamo un ragazzo che già viene da 2 anni alla scuola calcio lasciarlo andare a dormire sul viadotto Morandi, tanto per fare riferimento. E ho detto deve rimanere con noi, cercando di trovargli una soluzione migliore possibile. Da là sono passati 4 anni e posso dire che l'abbiamo fatto sia io con mia moglie con orgoglio, aiutando dei ragazzi, e questo veramente posso dire che questi sono i ragazzi che veramente hanno di bisogno, perché noi, dico sempre, noi a casa abbiamo una famiglia, ma loro, è inutile che ve lo racconto, vi posso dire mi vengono i brividi, ma quando mi hanno raccontato il tratto, come sono arrivati qua, vi posso dire che è una cosa che io, ci sono state notti che pensavo al tragitto e le sofferenze per loro arrivare qua. È una cosa bellissima, richiamo l'applauso, grazie. Grazie Lillo, grande Lillo, grazie. In compagnia del presidente Angelo Licata del Canicattì. Presidente, quale emozione essere stasera qui alla Garibaldi di Enna per ricevere questa premiazione? È un onore, è un grande piacere, spero che sia un po' come dire il segno di una gestione fatta con principi sani e quindi con logiche sostenibili. Allora, miglior dirigente 2018-2019, Angelo Licata, Canicattì Calcio. Canicattì Calcio, consegniamo a Massimo Licata ad Andrea la targa, in modo che così sarà lui stesso a consegnarla al presidente del Canicattì, Angelo Licata, eccolo qui. Presidente, non è ancora finita la stagione, ma siamo doppiamente contenti che avete veramente regalato un sogno al pubblico siciliano, un sogno soprattutto a questo paesino, poi tanto paesino non è ormai, è diventata quasi una città possente. Sì, una città importante con una storia calcistica importante, stiamo cercando di ripercorrere un pochino questa storia con non poche difficoltà perché abbiamo anche dei problemi a livello di struttura, quindi di stadio, però ci mettiamo tanta passione, tanto amore e non solo, e quindi proviamo a fare qualcosa di importante. Queste qua sono delle serate classiche dove si può fare anche calciomercato, il Canicattì che probabilmente punterà ora ormai alla Serie D, si muoverà adesso. Essere in una categoria piuttosto che in un'altra cambia tanto, quindi faremo, e nel caso in cui dovessimo fare il salto di categoria, faremo il percorso che bisognerà fare. Tocca a te dare il nome. Allora vince Giovanni Campanella. Oh, Licata Calcio! Licata Calcio! Mister Campanella, altra stagione da incorniciare per lei e per il suo Licata. È stata una bellissima stagione, abbiamo fatto veramente un bel campionato, ma il merito va ai ragazzi che hanno veramente dato l'anima e hanno dimostrato con i fatti di essere forti veramente. Onore anche al Canicattì che ha fatto un gran bel campionato perché non si era mai verificato. L'unica cosa che mi dispiace, e l'ho detto poco fa, è che hanno cambiato il regolamento in corso e non, perché penso che sia il Biancavilla che il Canicattì meritano tutte e due di andare in Serie D.
Questo non è possibile grazie anche qua in Italia che si ragiona con i piedi e hanno cambiato il regolamento che stranamente in corsa, cose che succedono solo in Italia, però pazienza, però auguro sia al Canicattì che al Biancavilla che se lo meritano veramente tutte e due squadre, non è retorica la mia, però è così. Il tutto, la ciliegina sulla torta lo possiamo dire, il premio questa sera, miglior allenatore. Devo ringraziare veramente Ettore che è un simpaticone per questa manifestazione importante, e questo è anche un buon riconoscimento, anche se io sono diciamo l'allenatore più vecchio della provincia di Catania, però fa sempre piacere ricevere dei premi, soprattutto degli addetti ai lavori. Il nome vince la categoria miglior dirigente campionato di promozione 2018-2019 il direttore sportivo Santo Palma del Ragusa Calcio. Santo Palma anche per il Ragusa Calcio, stagione da incorniciare, double, doppietta, campionato, coppa, tutto quello che c'era da vincere si è vinto quest'anno. Sì, una stagione importantissima per noi, diciamo che l'obiettivo era quello, andare in eccellenza con la coppa o col campionato, ma poi una volta vinto il campionato ci siamo ritrovati ancora nelle semifinaliste di coppa e a quel punto abbiamo fatto un po' i cannibali e siamo riusciti a vincere tutto grazie veramente a un grandissimo staff tecnico e a un gruppo di uomini prima che calciatore veramente importante. Una stagione che viene incorniciata anche dal premio ricevuto come miglior dirigente, sicuramente la ciliegina sulla torta. Sì, assolutamente sì, anche perché questo poi è un premio importantissimo, per me forse è il più importante premio in questo periodo, perché è quello più vecchio, quindi di questo devo ringraziare i miei giocatori, perché oggi ritiro un premio che sì, ho meritato, ma ho ottenuto grazie a quello che sono stati i loro sacrifici, che sembra una frase fatta, ma per chi invece ha vissuto la stagione come me a Ragusa sa che è l'assoluta verità. Stessa edizione Penalty Award, Ettore, il gioiellino davvero eccezionale dei premi sportivi, oggi qui in Enna, centro della Sicilia, che racchiude un po' tutto il calcio che si è svolto quest'anno. Assolutamente sì, Enna è diventata a questo punto il fulcro del calcio dilettantistico, logisticamente raggiungibile da qualsiasi parte della Sicilia, ed un premio regionale così come è arrivato ormai dopo qualche anno ad Enna ci fa piacere, perché finalmente abbiamo modo di accompagnare il calcio dilettantistico anche logisticamente in una maniera molto più semplice, e siamo doppiamente felici perché oggi in questa sesta edizione sono venuti veramente tutti, e quando hai tanto pubblico vuol dire che il percorso che hai intrapreso 6 anni fa era quello giusto. Pubblico tra virgolette, per dire, perché qui c'era la crema del calcio siciliano, dal presidente della FIGC Sant'Olopresti ai tutti i dirigenti, quindi racchiudere un lavoro del genere alle spalle ci vuole tanto lavoro, tanto sacrificio. Tantissimo sacrificio, perché appunto metterli insieme tutti in una volta in un solo evento non è mai facile, però tutti hanno risposto positivamente, quindi sono doppiamente contento, così come sono doppiamente contento che all'interno della manifestazione abbiamo inserito i 4 premi speciali con 4 grossi nomi, personaggi nazionali che hanno dato ulteriore risonanza al premio stesso. Voglio ricordare la presenza di Fabio Pagliara, voglio ricordare la presenza di Claudio Lamattina, di Raffaele Minichino, che mi ha onorato appunto della sua presenza proprio qui da Roma, e poi naturalmente anche quella di Ruggero Sardo. Insomma, tutti hanno risposto sì alla mia richiesta di presenziare un evento di questo genere. Siamo sulla strada giusta, non ci dobbiamo cullare e dobbiamo già pensare alla prossima stagione sia di Penalty che dei Penalty Awards. A proposito della prossima stagione, si parlava di un probabile bis qui a Enna, perché visto che è il centro della Sicilia e racchiude tutto, si potrebbe rifare, visto che il teatro lo permette. Guarda, io quando ho visto questo teatro Garibaldi sono impazzito, ho detto questa è la location più bella che poteva avere un premio di questo genere, pertanto abbiamo già parlato con l'assessore allo sport Dante Ferrari, ci ha detto che gli piacerebbe continuare questo percorso intrapreso già da quest'anno. Se sono rose fioriranno, ma credo che sono rose e pertanto fioriranno.
Io sono stato subito colpito dallo stile, dal suo garbo, dalla sua discrezione, che oggi che ne vengono affiancate alla sua competenza e alla sua professionalità. Quindi per noi è stato un onore che lei ci abbia voluto quindi pensare, e spero che la città si sia messa a disposizione di tutti coloro che sono venuti oggi ad Enna. Grazie ancora. Assolutamente, grazie ancora. Grazie ancora. Grazie a tutti, arrivederci da Ettore Tortorici, grazie. Questo programma è stato offerto da CRA, Consorzio Ricambi Auto. La migliore qualità, la scelta giusta, al servizio di tutti gli automobilisti. CRA, Consorzio Ricambi Auto, azienda leader nella ricambistica con le migliori marche del settore. Quando è importante la scelta, frizioni e volani Look, ammortizzatori Kayaba, frizioni Valeo ed inoltre meccanica Febi per vetture tedesche. CRA, Consorzio Ricambi Auto, Viale Vittorio Veneto 176/A, Catania. Info 095 37 36 85. Seguici anche su www.crasrl.net, su Twitter e Facebook. CRA, scelta e qualità con la migliore innovazione.